Eccoci qua, allora siamo arrivati alla nostra prima intervista, vi presento la nostra ospite, la nostra ormai super esperta perché è competente in tanti campi, sempre centrali e molto importanti della nostra vita quotidiana. Ben ritornata qui con noi la dottoressa Elisa Ventolini, grazie. Consigliera regionale ma anche vicepresidente dell'ANCI del Veneto, quindi Comuni del Veneto. Grazie anche a lei. Buonasera. Buonasera, incominciamo con le competenze regionali e quindi un ambito molto interessante di cui si continua a parlare è quello del trasporto pubblico. Allora lo Stato delega per forza alle regioni la competenza, se no le regioni non si muovono, non si organizzano col trasporto pubblico, non si riapre, non si può riaprire le scuole se il trasporto non è organizzato, le scuole si riaprono ma il trasporto non funziona. Nel frattempo, in un periodo di interruzione, ci sono state le lamentele di coloro che hanno pagato gli abbonamenti per i propri figli, dicono pochi soldi, no, per alcune famiglie sono soldi, e che chiedono come potranno recuperarli, intanto per il trasporto pubblico, poi ci sono anche altri abbonamenti in realtà che hanno un loro peso. Che peso ha effettivamente a questo proposito il trasporto pubblico regionale? Come è organizzato? Adesso che lei ci sta mettendo, diciamo così, la testa dentro, quindi inizia a capirci qualcosa in più, ci vorrà tempo perché non è così semplice come materia. Sì, a dire il vero ho avuto anche il piacere e l'onore di poter affrontare la materia trasportistica dal punto di vista provinciale, per la competenza che avevo prima, sì, che adesso non c'è più, però c'è stata come consigliere provinciale appunto con delega ai trasporti, e proprio l'anno scorso partecipavo ai tavoli dove appunto si tentava di organizzare il servizio di trasporto pubblico proprio in vista dell'apertura della scuola di settembre, e partecipavano a questo tavolo poi le varie autorità a livello istituzionale. Oggi cambia un po' la prospettiva, però la questione è sempre di grande importanza e grande rilevanza, perché di fatto proprio il trasporto pubblico rappresenta una realtà che in qualche maniera deve essere comunque regolata, perché si può dare adito alla formazione di assemblamenti che poi sono quelli che in realtà favoriscono la diffusione del contagio, e sicuramente da questo punto di vista io ho visto nei mesi passati grande impegno da parte della Regione per tentare di appunto riuscire ad organizzare il servizio di trasporto pubblico con le società di trasporto. Rimane una questione aperta che è quella relativa agli abbonamenti. Facendo un passo indietro, in occasione della chiusura che c'era stata l'anno scorso, quindi per marzo, aprile, maggio, era stata data l'opportunità di prolungare l'abbonamento per quei mesi per cui non si era usufruito con l'inizio dell'anno scolastico a partire da settembre in poi. Quindi si poteva prolungare l'abbonamento oppure avere dei voucher. Sta di fatto che poi noi abbiamo visto che con il nuovo anno scolastico partiti da settembre, alla fine di lì a poco le scuole, soprattutto parlo per gli istituti superiori, sono stati chiusi, quindi, o meglio, è stata applicata la didattica a distanza, per cui non è stato più possibile usufruire del prolungamento dell'abbonamento. Però non si è potuto usufruire dell'abbonamento, però le persone hanno pagato l'abbonamento. A questo punto quello che si sta un po' chiedendo è quello di dire usufruiamo, visto che noi abbiamo pagato, anche per questi mesi in cui si riprenderà la scuola, perché sperando bene che fino a giugno venga data l'opportunità di tenere le scuole aperte, e allora molte famiglie stanno chiedendo di poter usufruire di quanto già pagato per avere la copertura. Sta di fatto che ci vuole una norma. Ci vuole una norma. Quindi ci vuole una norma, questo è molto importante, perché pensano che sia un semplice provvedimento, decidete, fatto, no, bisogna legiferare. Sempre per una questione di responsabilità e di disponibilità di risorse, è comunque nella fattispecie lo Stato che deve provvedere. Stato deve provvedere, non la Regione. Come è stato per il prolungamento della validità dell'abbonamento per il periodo, abbiamo detto, da settembre in poi, che si riferiva alle chiusure di marzo, aprile, maggio, lì c'è stata una norma statale che ha predisposto, che ha dato l'autorizzazione per fare questa operazione, e sono stati stanziati anche risorse economiche per farlo. Anche ora, per fare la stessa identica cosa, ci vuole una copertura da un punto di vista legislativo e da un punto di vista finanziario. Allora, le regioni stanno premendo proprio perché nella commissione che vede coinvolte le regioni e lo Stato si prenda questa decisione e si intervenga. Devo dire che la Regione Veneto sta facendo presente questa necessità, perché comunque le richieste sono tante da parte delle famiglie. La vedo duretta?
Sui tempi, sono sempre i tempi della nostra burocrazia a livello nazionale. Quando si parla di legge dello Stato, se non c'è un pressing assoluto, passa adesso in terzo ordine con tutte le priorità che ci sono. Sì, poi il cambio del governo non ha facilitato. Non ha facilitato da questo punto di vista, però io devo dire che le pressioni ci devono comunque essere. Adesso sembra tante volte che non si muova la situazione e che le richieste non vengono ascoltate. In realtà c'è un pressing da parte magari dei comuni, delle province, delle regioni, anche nei confronti dello Stato centrale, perché questo si dia un po' una mossa e alla fine magari dopo varie pressioni qualcosa si riesce ad ottenere. Io insomma sarei fiduciosa che qualcosa si intervenga, possa... esattamente.